Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Dopo il nostro servizio di ieri, partita la macchina di solidarietà per un padre e un figlio palermitani sfrattati da casa oggi per l'impossibilità a pagare l'affitto. Tante le mani tese dei telespettatori, è già operativo il Sunia per aiuti concreti. La finanziaria regionale taglia i fondi per il reddito di povertà, spariscono anche gli aiuti per chi ricorre al credito al consumo. Tornano in piazza gli ex lavoratori Almaviva, la protesta davanti all'Assemblea regionale per chiedere l'accelerazione dei progetti per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Dal sogno alla prigione, migranti torturati da connazionali nella campagna di Vittoria. Nel Ragusano arrestati 3 bangladesi, un quarto è irreperibile. Catania, capitale del turismo in Italia durante le feste natalizie in Europa. Secondo i Dreams, la città siciliana è dietro solo a Londra e Parigi. Nel pomeriggio il passaggio a Catania della torcia olimpica che raggiungerà a febbraio Milano per l'apertura dei giochi invernali. Calcio, il Catania vuole diventare campione d'inverno. Rossazzurri domenica al Massimino contro l'Atalanta Under 23 per cercare di chiudere l'anno solare in testa. Etna è in corsa col Benevento che gioca domani. Ancora ben trovati, il nostro servizio di ieri ha toccato il cuore dei nostri telespettatori. Parliamo di un padre e un figlio che si sono ritrovati a vivere l'esperienza drammatica di uno sfratto, peraltro avvenuto proprio quest'oggi dopo 20 anni di vita all'interno di un appartamento che non riuscivano più a pagare, per quanto naturalmente riguarda il canone d'affitto. Si è messo in moto una macchina di solidarietà mentre il Sunia di Palermo è già operativo per aiuti concreti. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Già in questo momento siamo senza soldi, mia moglie non c'è, è morta un anno fa e da quel momento le cose sono andate sempre a peggiorare. A Palermo, dopo lo sfratto esecutivo, è arrivato lo sgombero. Massimo e il figlio hanno dovuto lasciare la casa dove vivevano da 20 anni. Ma le sue lacrime e l'appello trasmessi ieri nei nostri TG non sono caduti nel vuoto. Un'imponente macchina della solidarietà si è mossa. La loro storia ha commosso i nostri telespettatori che perfino dall'estero, attraverso i nostri social, si sono messi in contatto con noi per aiutarli. Fra questi c'è Sergio che vive all'estero e si è offerto di pagare l'affitto per i prossimi mesi. Salvatore propone case con affitti a basso costo ad Alessandria della Rocca, dove ci spiega ci sono perfino dei proprietari disposti a cedere gratuitamente le loro case. E poi una valanga di messaggi di telespettatori che vogliono aiutare economicamente i 2 uomini. Massimo ha perso la moglie un anno fa ed anche il lavoro. Il figlio laureato è riuscito in estate a fare qualche lavoretto. Entrambi adesso vivono con un sussidio inferiore ai 500 euro. Hanno sempre pagato fin quando non sono arrivate le difficoltà economiche. Il Sunia di Palermo ha attivato una raccolta fondi in modo da non far trascorrere ai 2 uomini le feste in un dormitorio. Il gestore di un B&B di Palermo ha offerto per questo periodo natalizio gratuitamente la sua struttura. Una signora che vive sola ha messo a disposizione 2 stanze del suo appartamento. Sono giorni di festa e il calore della solidarietà ha già raggiunto Massimo. Chi volesse aiutarlo può mettersi in contatto con il Sunia di Palermo, il sindacato degli inquilini. E intanto la finanziaria regionale taglia i fondi per il reddito di povertà. Spariscono anche i contributi sugli interessi per il credito al consumo. Sentiamo Maglio Viola. Mentre la Regione si appresta a pagare proprio in questi giorni attraverso l'IRFIS l'ultima tranche del contributo di solidarietà che quest'anno è aspettato ad oltre 10.000 famiglie in difficoltà in Sicilia, in finanziaria l'ARS invece cancella i fondi destinati a un analogo contributo nei prossimi anni a partire dal 2026. Non ci saranno più aiuti attraverso i pagamenti una tantum di contributi di povertà o di solidarietà e spariscono anche i provvedimenti che venivano incontro alle famiglie per il credito al consumo, rimborsando una parte degli interessi con un reddito al di sotto della soglia ISEE di 15 o 25 mila a seconda del contributo. La scelta di concentrare le risorse nel sostegno alle assunzioni, che assorbe fra le varie misure circa 200 milioni di euro, e nell'ampliamento dell'impiego dei forestali per altri 41 milioni di euro l'anno, di fatto esaurisce le risorse disponibili anche per effetto di una lunga serie di emendamenti che distribuiscono spesa in altri settori. Ci sono i fondi per l'aumento delle ore degli ex PIP, ora stabilizzati in SAS, i 30 milioni aggiuntivi per i comuni e tanto altro. Una beffa per le famiglie che cominciano
cominciavano a fare affidamento sugli aiuti regionali. Ma dalla maggioranza e dal governo annunciano che il taglio non è definitivo. Gli articoli in discussione saranno riproposti nel maxiemendamento dal governo dopo il taglio di altre misure. Da 50 a 70 gli articoli che potrebbero cadere sotto la scure del governo. Ma se i fondi non dovessero essere reperiti in questo modo in finanziaria, il capitolo non sarà chiuso, dicono fonti governative. Dopo il pareggio dei bilanci pregressi davanti alla Corte dei Conti previsto entro giugno, la Sicilia potrà contare su 2 milioni di euro di avanzo di gestione e una quota confluirà nel Fondo Sicilia di IRFIS per queste e altre misure da reintrodurre nell'assestamento di bilancio estivo. Intanto tornano in piazza gli ex lavoratori Almaviva, la protesta oggi davanti all'ARS per chiedere una accelerazione dei progetti regionali per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Marco Gullà. Ancora una volta in piazza, a protestare, a manifestare. Sono gli ex lavoratori Almaviva che dopo il licenziamento chiedono adesso fatti concreti alla Regione per il reinserimento nel mondo del lavoro tramite 2 progetti di ricollocazione stabiliti, il servizio 116-117 di pubblica utilità in ambito sanitario e il percorso di digitalizzazione ancora in fase istruttoria. Questa mattina il sit-in davanti Palazzo dei Normanni a Palermo. Al momento mancano i fondi per coprire 4 anni necessari alla realizzazione del progetto. Quindi chiediamo che finalmente si sblocchi tutto, che si trovino questi benedetti fondi, che finalmente ci facciano lavorare. Dall'anno scorso che aspettiamo sembrava realizzato, ma ad oggi siamo sempre a nulla. Siamo stanchi di sentirci dire che siamo quasi addirittura d'arriva, ma poi in realtà manca sempre un tassello. Ci ritroviamo adesso ad avere, sostanzialmente mancano i fondi per poter approvare il progetto per 4 anni, però siamo stanchi di promesse, abbiamo bisogno di concretizzare ciò che ci è stato promesso, vogliamo la nostra dignità lavorativa. Sembra che tutto ci remi contro, anche la NASPI misera, alcuni colleghi hanno percepito una NASPI di 180 euro. Nella nota unitaria per il sit-in i sindacati rivendicano la copertura economica, le risorse finanziarie strettamente necessarie alla sostenibilità dei progetti, una programmazione certa della fase realizzativa con l'uscita dallo stato di disoccupazione dell'intero bacino dei lavoratori oggi abbandonati in uno stato di indigenza. Adesso vi raccontiamo una storia davvero terribile che arriva da Vittoria, migranti torturati da connazionali nelle campagne appunto del comune del Ragusano. Sono stati arrestati in 3 che sono appunto finiti in carcere, si tratta di 3 bangladesi, mentre un 4º uomo indagato risulta irreperibile. Veronica Barbarino. Erano stati attirati in Italia con la promessa di un lavoro sicuro, ma invece il sogno si è trasformato in un incubo. Sequestro di persona, estorsioni e torture ai danni di migranti. Sono queste le accuse a carico di 4 cittadini bangladesi, uno dei quali risulta irreperibile. Su delega della Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia, la squadra mobile della Questura di Ragusa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indiziati di sequestro di persone aggravato ai fini estorsivi e torture nei confronti di connazionali appena arrivati in Italia. Secondo l'accusa, le 2 vittime, giunte regolarmente sul territorio tramite decreto flussi, sarebbero state attirate con l'inganno da parte degli indagati con la promessa di un lavoro sicuro, per poi essere condotte in un'abitazione isolata nella campagna vittoriese, trasformata in una vera e propria prigione. I 2 migranti sarebbero stati privati dei telefoni, separati e legati mani e piedi e sottoposti a violente aggressioni con spranghe e tubi di metallo, oltre a tentativi di strangolamento, al fine di estorcere circa 20.000 euro ai familiari. Le violenze, documentate dalle indagini, ricalcano i metodi dei sequestri nei ghetti libici. E oltre la metà delle imprese agricole siciliane fa uso di lavoro nero. Sono i numeri snocciolati dalla UILA, l'Unione dei lavoratori dell'agroalimentare. Servono strumenti nuovi, spiega il segretario generale marino Orazio Longo. La cucina italiana è patrimonio dell'umanità, un fatto che certo inorgoglisce ma che solleva riflessioni sul mondo del lavoro di casa nostra. A sottolineare la condizione precaria e irregolare di oltre la metà delle imprese agricole in Sicilia è la UILA col segretario generale Nino Marino nella relazione tenutasi in occasione del Consiglio regionale di categoria a Pergusa. Ci fa molto piacere che la cucina e il cibo italiano siano diventati patrimonio dell'umanità, ma non possiamo non far rilevare che in Sicilia
su 120.000 aziende agricole soltanto 50.000 assommano regolarmente manodopera. Questo crea una concorrenza sleale con le aziende sane che producono ricchezza e tutelano i diritti. Sottolinea Marino come occorrano strumenti nuovi per far emergere il lavoro nero e il caporalato. Un esempio sono gli enti bilaterali e gli osservatori del mercato del lavoro. Occorre lavorare intensamente per monitorare, per cercare di creare un lavoro di qualità che crea dignità e futuro. Andiamo a Enna, dove è stata smantellata una rete di spaccio. Ci sono 13 indagati, tra i clienti anche tanti giovani, tra loro molti minorenni. La base logistica era un appartamento di un uomo che poi appunto è finito in carcere. Adelaide Barbagallo. A Enna un uomo aveva trasformato la sua abitazione in una lucrosa centrale di spaccio. Ad aiutarlo la compagna dei familiari e alcuni giovani di cui si fidava, che chiamava Cavallini. Attraverso intercettazioni telefoniche ambientali, pedinamenti, attività tecniche e sequestri, la polizia ha individuato il gruppo ben organizzato che reperiva ingenti quantitativi di hashish dalle province limitrofe per poi stoccarli, confezionarli e distribuirli al dettaglio sul territorio ennese. Tra i clienti molti giovani, anche minorenni, che si recavano presso l'abitazione dell'uomo a qualsiasi ora del giorno e della notte per acquistare dosi di hashish. 13 gli indagati, alcuni residenti a Catania e Agrigento. L'uomo, che gestiva anche lo spaccio nelle principali piazze di Enna, è finito in carcere, ritenuto il fulcro dell'organizzazione responsabile della gestione dell'intero sistema di approvvigionamento e spaccio. 4 sono stati posti agli arresti domiciliari, 6 indagati dovranno presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, mentre 2 persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Momenti di tensione nella notte a Ragusa. Un tunisino ha tentato di occupare un'abitazione e ha aggredito 2 operatori delle forze dell'ordine, che però lo hanno bloccato e arrestato. Vediamo come nel servizio. È stato necessario l'utilizzo del taser per fermare un 32enne di origini tunisine che, armato di una spranga di ferro, ha aggredito carabinieri e polizia durante un intervento notturno nel quartiere Cappuccini a Ragusa. L'uomo, poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, si era introdotto all'interno di un immobile forzandone la porta. Allertati da alcuni residenti allarmati dai rumori sospetti, le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno trovato l'uomo barricato all'interno della casa. Dopo i ripetuti inviti degli agenti a venir fuori, il 32enne ha finto di consegnarsi per poi tentare la fuga, scagliandosi contro i militari con una spranga di ferro. Nell'aggressione sono rimasti feriti 2 carabinieri. Considerata l'escalation violenta, i carabinieri hanno quindi immobilizzato l'uomo con l'uso del taser e lo hanno poi tratto in arresto. Il tunisino, già noto alle forze di polizia, stava presumibilmente tentando di occupare abusivamente l'abitazione. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico. L'arrestato è adesso nel carcere di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ma torniamo tra pochissimo per parlarvi di Catania, che sale sul podio per quanto riguarda le scelte turistiche in tutta Europa. Tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Catania capitale del turismo in Italia, terza in Europa dopo Londra e Parigi, lo dice il sito eDreams, ma sentiamo Orazio Longo. Niente Sacher Torte, niente renne o vin brûlé. E a Catania, col mare davanti e l'Etna dietro, l'arancino da un lato e la granita dall'altro, che i turisti vogliono passare il Natale e l'ultimo dell'anno. Lo dice un report di eDreams, l'operatore di viaggi online, che ha stilato una classifica prendendo in consegna i dati delle principali agenzie di viaggi in Europa. Nei primi 2 posti si piazzano Parigi e Londra, al terzo c'è Catania, ma chiaramente lontana dalle prime 2 sia per dimensioni che per qualità dell'offerta turistica e per popolazione. Soddisfazione esprime il sindaco Enrico Trantino. È chiaro che consideriamo anche chi viene per andare altrove, che non si ferma solo in città, e stiamo lavorando proprio per migliorare l'offerta qualitativa della nostra ospitalità anche attraverso il possibile insediamento di catene alberghiere in alberghi più prestigiosi. Ma a prescindere da questo, comunque Catania ancora una volta dimostra di quanto il suo aeroporto, di quanto la sua posizione nodale nel panorama siciliano la faccia diventare
città che possa beneficiare di un crescente flusso di passeggeri. Un'altra possibile spiegazione all'input di prenotazioni per lo scalo catanese è il ritorno in Sicilia di numerosi isolani, lavoratori fuori regione, che per le vacanze natalizie scelgono casa propria per riabbracciare gli affetti, certamente, ma così, giusto per gioco, perché poi le classifiche valgono quel che valgono, divertiamoci nell'immaginare un albero di Natale a forma di arancino da condividere con i tanti turisti presenti in città e che sia un buon Natale per tutti. Restiamo a Catania perché oggi c'è grande attesa, perché nel pomeriggio è previsto il passaggio della torcia olimpica che poi raggiungerà a febbraio Milano per l'apertura dei giochi invernali. Ma ci spiega tutto in questo servizio Marco Carli. Catania al centro dello sport. Lo spirito olimpico attraverserà la città etnea con il passaggio della fiaccola in vista dei giochi invernali di Milano Cortina del prossimo mese di febbraio. La torcia torna a Catania dopo 65 anni. Erano le Olimpiadi estive del 1960 e nella notte del 17 agosto la fiamma di Olimpia sfilò per le vie cittadine. È stata la prima e unica volta, dunque il passaggio del pomeriggio di oggi rappresenta quasi un unicum vista la distanza di tempo e Catania vuole onorare l'evento. La partenza da via Acquicella sarà dopo le 17, attorno alle 19:30 è previsto l'arrivo in Piazza Duomo, dove è stato allestito un palco da cui verranno intrattenuti i cittadini in attesa della fiamma. La fiaccola durante il suo percorso sarà trasportata da mani illustri, da nomi importanti dello sport nazionale, la presidentessa dell'Equipe Orizzonte e campionessa olimpica di pallanuoto Tania Di Mario, il pugile Salvatore Cavallaro, il giocatore della nazionale di futsal e della Meta Catania Carmelo Musumeci, tutti designati dal CONI. Sul palco parleranno altri simboli dello sport catanese e siciliano nel mondo coinvolti dal CONI regionale, il medagliato olimpico nella spada Mino Ferro, l'ex atleta Anita Pistone, lo sprinter Matteo Melluzzo e l'ex velocista Francesco Scuderi. A partire dalle ore 16:30 è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle strade interessate dal transito del corteo per la cintura viaria in cui figurano arterie importanti come via Plebiscito, via Vittorio Emanuele II, via Regina Margherita, via Le 20 Settembre, Corso Italia, Piazza Europa, via Umberto, via Etnea e via di San Giuliano. L'amministrazione comunale invita i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti e a utilizzare percorsi alternativi anche attraverso l'utilizzo della segnaletica temporanea. Ci spostiamo per fare un tuffo nella magia del Natale, nella forza dell'immaginazione. Al Teatro Pirandello di Agrigento il Bosco Incantato ha conquistato gli alunni delle scuole elementari della città e della provincia. Sentiamo Davide Sarto. Un'esplosione di colori, musica ed emozioni ha acceso il Teatro Pirandello di Agrigento. Per gli studenti delle scuole elementari della città e della provincia è andato in scena il Bosco Incantato, uno spettacolo capace di trasformare la magia del Natale in un'esperienza da vivere e ricordare. Il mio personaggio all'interno di questo spettacolo è esaurito, però c'è anche, come dire, un lieto fine per lui. Questo lieto fine è il messaggio appunto che vogliamo dare attraverso questo spettacolo, che è quello di ritornare a vivere le feste in maniera serena. Un viaggio immersivo in un mondo fiabesco dove amicizia, cooperazione e resilienza diventano messaggi universali. Un bambino che sogna 7, 8, 9 anni, che cosa può pensare? Che l'amore non deriva da un bene materiale, ma da un gesto e un pensiero che c'è dietro a un regalo. Scenografie suggestive, costumi vivaci e una colonna sonora coinvolgente hanno rapito grandi e piccoli, trasportandoli in una dimensione sospesa tra sogno e realtà. Gli elfi sono come una fabbrica di lavoratori, artigiani che cercano di mantenere uno standard qualitativo, il fatto in casa, e devono lottare con le multinazionali, Amazon Prime, che invece consegna al costo loro molto più velocemente i prodotti delle multinazionali. E questo comporta una perdita di valore intrinseco in termini affettivi, emozionali. Un successo di pubblico e di emozioni che ha confermato il Teatro Pirandello come luogo di cultura, crescita e immaginazione per le nuove generazioni. Ci occupiamo della nostra programmazione perché dopo questo telegiornale ci sarà Sicilia 24 Focus. Giusy Lazzara si occuperà del programma con questo tema Dopo di noi e ne parlerà con Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Cristina D'Antrassi, presidente ANFAS Catania e famiglie con parenti disabili. L'appuntamento, ve lo ribadisco, alle 14:30 dopo questa edizione del telegiornale in diretta su Telecom
Technicolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Potrete partecipare inviando i vostri messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 74 55005. Adesso ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi il calcio, ci occuperemo del Catania. Siamo al calcio, il Catania prepara la partita con l'Atalanta Under 23 che, lo ricordiamo, chiuderà il girone d'andata segnando il platonico titolo d'inverno che però spesso indirizza la stagione. Marco Carli. L'ultima tappa, almeno per il 2025, con un traguardo volante che Toscano vuole varcare per primo. Lo ripete da tempo e il pareggio di Potenza, condito dalle polemiche arbitrali e da quasi un'ora e mezza giocata in superiorità numerica, recupero compreso, non ha frenato la possibilità di fregiarsi del titolo d'inverno. Ma c'è il Benevento che ha raggiunto i rossazzurri e che giocherà prima in questa occasione. La squadra campana è in campo già il venerdì sera con il Cerignola. Dunque gli etnei sapranno il risultato e cosa dovranno fare con l'Atalanta Under 23 per chiudere il 2025 in vetta. Ma ovviamente, visto il cammino in casa, anche in termini di gol fatti 20 e di gol subiti 0, l'obiettivo iniziale non può essere diverso dai 3 punti. Una responsabilità che il Catania al Massimino ha saputo sempre sostenere. Nel recente passato, le ultime promozioni di Toscano con Reggina e Cesena nel 2019-20 e nel 2023-24 avevano visto l'allenatore, ora il Catania, passare davanti anche a metà percorso. Ogni corsa fa storia a sé, ma i rossazzurri sanno che per liberarsi della concorrenza di Benevento e Salernitana e anche di Cosenza e Casertana devono sprintare. Ogni tappa è importante, anche l'ultima dell'anno solare. Una notizia prima di chiudere: 30 ultra di Casertana e Catania sono stati denunciati con l'adozione di rispettivi DASPO urbani per gli scontri avvenuti lo scorso 11 ottobre sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Tra di loro ci sono anche 2 minorenni. Le indagini sono state condotte dalla Digos delle questure di Salerno, Caserta e Catania. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Vi lascio adesso a Giusile Zara e alla sua Sicilia 24 Focus.